Vediamo un po' come va contro 2287 e giochiamo E4, magari una partita italiana. Quindi una classica partita italiana che si consiglia di giocare e studiare per chi inizia. Adesso gioco una linea poco comune che vi consiglio di approfondire, soprattutto se siete agli inizi e volete sorprendere su un'apertura molto conosciuta come l'italiana il vostro avversario. Qual è l'idea? L'idea è mettere un cavallo in E3 prima di arroccare, e altrimenti sarebbero servite più mosse al bianco per raggiungere la stessa posizione. Il cavallo in E3 serve per controllare D5 e controllare F5. A6 da parte del mio avversario vuole fare B5, quindi A4 neutralizza questa idea, e la mia idea in realtà è cercare di occupare quelle case. Questo cavallo in G4 non credo stia bene, infatti glielo lascio lì e la prossima faccio H3, io faccio una mossa utile e ti faccio tornare indietro. Cavallo per... magari facciamo H3 prima. H3, il cavallo andrà indietro, mangio D4, anzi prima di mangiare D4 faccio in modo che mi catturi lui in F3, quindi adesso voglio fare C3, se mi cattura in F3 riprendo di donna, come vedete il controllo su D5 aumenta. A questo punto è il momento di far intervenire l'alfiere, cercare anche noi un piano offensivo, quindi il cavallo lo mettiamo in F5 e i vari temi di sacrificio dell'italiana sono nell'aria, quindi poi subentra quella fase di analisi, però comunque questi sacrifici sono chiaramente possibili a tutti gli effetti, sono nell'aria. Anche alfiere 3 donna D2, alfiere per H6 è possibile. D5 la considero la migliore, ha un attacco laterale, corrisponde a un attacco al centro, quindi questa era la reazione migliore per lui. L'alfiere si sposta, così quando mi farà D5 io non sono costretto a catturare. La presa in F5 non la consideravo perché non immagino che non sia una mossa buona, perché adesso arriva la rottura sull'arrocco. H6 è indebolito la casa G5 e quindi a questo punto concentro i miei pezzi per rompere su questa casa. A questo punto direi D4, se mi prendi prendo C5, poi prendo F3 con relativi temi di attacco. Quindi pedone per, donna per F3 nell'aria. Ok, questa sembra un po' noiosa, però donna D3, pedone lo mangerò alla successiva. Sì, quel pedone in F3 intuivo, immaginavo che non era possibile difendere ed effettivamente non è stato così. Quindi donna per F3, eccola qui, e mi propone delle semplificazioni. Per me va più che bene, però se mi vuoi cambiare mi cambi, ma mi fai migliorare il re. Adesso potrei comunque cambiare, sì, direi che cambio e facciamo giocare la coppia degli alfieri. E se cavallo perde fare attenzione, perché questa torre non è difesa da nessuno, potrei provare ad attaccarla. E comunque il mio piano è giocare 1 alfiere qui e alfiere di 3. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Questo è il mio piano, in questa posizione la considero molto facile da giocare perché ho già delle idee. Alfiere di 3 scaccia la torre, il suo pezzo più attivo è la torre sulla seconda traversa, e quindi è quello che sto cercando di fare. Ok, alfiere di 3 giustamente controllata. Adesso è pieno giocare alfiere 3, ok, faccio torre a 3, idea B4, mando via il cavallo perché non mi piaceva che entrava qui, e a quel punto alfiere di 3 mando indietro. Intanto qui catturiamo, se cavallo per... ok, questo è interessante perché crea della tattica, però dal punto di vista tattico potrebbe essere valida, dal punto di vista strategico mi sembra molto, molto rischiosa. B4 comunque la giocherò alla prossima, o comunque alfiere 3 guadagnando un tempo. Il cavallo suo è anche il difensore di A6, quindi attenzione. Se il cavallo si sposta inizio a mangiare pedoni, quando mangio pedoni chiaramente la mia posizione diventa immediatamente vantaggiosa anche dal punto di vista materiale. Torre lì, alfiere qui, guadagno un tempo, la torre non è più difesa, quindi mi dovrà cambiare in F1, io riprendo di re, attacco il cavallo e dicevo che il cavallo era il difensore di A6, e quindi quando questo cavallo va via io mi limito
a mangiare il pedone. Potrei anche fare il premove, però a volte accade che giochino delle mosse che non ci aspettiamo. Torre per E3 ad esempio la consideravo la mossa più interessante. Pedone cattura, qui ho del materiale in più. I due cavalli che si difendono tra loro non stanno mai bene quando sono sotto attacco, quindi qua mi limito a giocare questa, e a questo punto se io gioco questa il cavallo non si può muovere perché deve difendere D4, questo cavallo non si può muovere perché deve difendere B3 e la sua torre è esattamente lo stesso. Vediamo un po', 14 secondi, C5 sì l'avevo immaginata, alfiere qua, attacco la torre e mi preparo ad attaccare da dietro il pedone C, quindi alfiere D6 riesce a guadagnare il pedone. Cosa vuole fare? Non l'ho chiaro. Ok, tanto attacchiamo il cavallo, guadagno un tempo. Il tempo per lui sta terminando, quindi tutte queste mosse poi in realtà aiutano il mio gioco. E alfiere 3, adesso c'è una tattica, vediamo se riesco a realizzarla. Su questa pensavo scacco, dopodiché, ok, qui il tempo sta finendo, vabbè, faccio la prima che mi viene in mente per flaggarlo. Ok, pensavo qualche tema del genere, effettivamente sono riuscito. Pedone in H6 crea un matto fantastico, coordinando la coppia degli alfieri e la torre, quel pedoncino lì in H6 che svolge il ruolo. Ok, spero di avervi dato qualche punto didattico. Continueremo con questa serie di scalata verso i 2400, che poi diventerà scalata verso i 2500, quindi termino con 2387 più 4, quindi 2391, e appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!